Allora, io riprendo dal titolo, praticare le differenze, cioè quando si parla di differenza, a parer mio, che è una parola che ricorre anche molto frequentemente nel linguaggio comune, si sente? È importante fare chiarezza. Assunta è molto attenta alle parole, come ha già detto Gisella, ci ricorda appunto come il vocabolario non è altro che il prodotto della cultura dominante e quindi tutte le interpretazioni non sono altre che il pensiero e la definizione di questa cultura dominante. Ci ricorda anche che la stessa scienza, la medicina, non è una scienza neutrale, non è una scienza oggettiva. Quindi quando si parla di differenza delle donne, purtroppo il riferimento è sempre al materno, alla maternità, alle virtù del cuore. Adesso è anche di moda il valore D maiuscolo, no? Viene usato spesso. Anche perché nella storia la sessualità delle donne è sempre stata cancellata, misconosciuta, è stata sempre confusa con la funzione riproduttiva. Quindi il dilemma uguaglianza-differenza è a parer mio da collocare dentro quella dicotomia, da quella dualità che la cultura maschile e l'uomo ha creato, pensando se stesso come neutro, come misura unica, universale, e quindi la donna chiaramente differente. A questo punto io leggerei uno dei infiniti brani che mi hanno affascinato di questo libro. Quindi organizzare i servizi partendo dalla concretezza e materialità dei corpi, dal particolare che le esperienze soggettive propongono, è difficile, ci dice appunto Assunta, perché dei corpi si è sempre parlato riferendosi a un soggetto ideale, capace di comprendere dentro di sé tutti i possibili soggetti che realmente esistono. Soggetto ideale che ha corpo, linguaggio e costumi ben definiti e facilmente identificabili nel soggetto maschio, bianco, istruito e ben pensante, abitante di quella particolare regione che oggi governa il mondo, detenendo il controllo su tutte le risorse vitali, dal linguaggio come forma di comunicazione principale alla possibilità di indirizzare la scienza e la tecnica al denaro. Allora è sulla rivendicazione di una idealità soggettiva e diversa per ciascuno e per ciascuna che bisogna impegnarsi, e per farlo è necessario mettere al centro la questione dell'autodeterminazione dei corpi. Quindi appunto l'attenzione di Assunta si concentra proprio in quella sfera che è sempre stata definita non politica, cioè il corpo, il vissuto personale, la soggettività, la famiglia, gli affetti, la sessualità appunto. Assunta parla molto di equazione donna-depressione, dice anche che c'è un rapporto 2-1 rispetto appunto alla depressione invece maschile, e si chiede: ma può essere considerata come appunto la risultante di un sequestro del corpo della donna, che la donna ha subito da parte di questa cultura del padre, insomma, patriarcale. Quindi lo star male della donna può essere visto come incapacità di star dentro a quello che Galimberti chiama appunto identità coatta. Allora, emerge a parer mio con forza la consapevolezza che la cancellazione più profonda che è avvenuta per secoli, adesso è avvenuta a galla comunque, è quella che ha subito l'individualità femminile, inglobata dentro appunto questa appartenenza omologante, questo grande contenitore che è il genere, è ridotta a corpo erotico e corpo generativo. Questo sul corpo è molto bello. Oggi, dice sempre Assunta, è in gioco, questo oggi è in gioco, la rottura del binomio sessualità femminile e riproduzione ha permesso l'emergere di una soggettività femminile articolata e complessa, con la quale le istituzioni, la famiglia in primis, hanno difficoltà a confrontarsi perché è estranea e trasversale rispetto ai modelli preesistenti.
quindi non solo la libertà è terapeutica, diciamo, di basagliana memoria, ma anche la miglior terapia, ci dice, è vivere, è sperimentare il piacere, è moltiplicare i luoghi dove si vive bene, e soprattutto, secondo me è una cosa bellissima, appunto come diceva Gisella, che sta bene a tutti, a tutte, richiamare in causa la responsabilità verso la cura di noi stesse, sperimentare quindi altri modi di vivere e altri stili di vita. Chiaramente questo non è un percorso solitario, ma è un percorso, è un cammino comune, una storia collettiva. Dice, è una storia di un percorso di trasformazione, di un'istituzione totale dentro la quale si intrecciano e si confondono le storie di tante donne, singolarità e collettivo insieme, di quelle che ci sono state solo per un momento e delle altre che da anni impegnano ore e ore del proprio tempo per curarsi, lavorare, divertirsi, imparare e insegnare, in un dare e avere che non conosce fine. Storie singole, soggettive, che durante quel cammino si sono ricomposte, ciascuna potendo, proprio nella partecipazione a un lavoro comune, ritrovare parti di sé, conquistarne di nuove, riproporsi alla vita non più come oggetto passivo del fatto, ma come soggetto attivo di un'esistenza forse complicata, ma comunque degna di essere vissuta. Questo percorso Assunta appunto l'ha fatto in 40 anni, molto bello, viene fatto così come da tante donne, anche utilizzando altre discipline molto lontane dalla medicina, insomma dalla scienza, come la storia, la letteratura, l'arte, che hanno portato appunto allo scoperto innessi tra la storia delle donne che nel corso dei secoli hanno sperimentato forme di oppressione ad un potere appunto che le voleva docili e sottomesse, dalle eroine della tragedia greca, ma anche alle donne che affollano i centri di salute mentale, passando appunto per le mistiche, le indiavolate o le streghe. Quindi mettere al centro, riuscire a mettere appunto in campo un proprio percorso autonomo, esistenziale, per riconquistare appunto questo diritto al piacere della vita. Dice Assunta, sono maturi i tempi per riprendere il discorso di Carla Lonzi sulla necessità per le donne di conquistare una sessualità in proprio, quindi contrastando tutte quelle etichette che la medicina, ma anche la psicanalisi ci dà, dalla frigidità alla passività, eccesso, eccetera, e appunto sperimentare invece il piacere e il desiderio sessuale. Come quindi in sostanza costruire reti e percorsi che siano realmente emancipativi e rafforzanti le identità singolari è questione ancora aperta, che richiede una riflessione laica, capace di rompere la categoria della sacralità della medicina, portando a riconoscere da una parte i limiti oggettivi e le difficoltà che un progetto terapeutico porta in sé. La vita umana e la malattia non sono mai riproducibili in laboratorio, e dall'altra la necessità per operatori e operatrici di sapersi connettere tra loro rispettando le diverse corporealità, mutando appunto il neologismo di Rosi Braidotti, cui compete però la regia del processo. A me è piaciuto anche moltissimo tutto il discorso sulla teoria dell'errore, errore proprio inteso sia come errare, ma anche come errare, dal latino errare, cioè andare qua e là. Quindi questa ricerca quindi la strategia dell'errore proprio come possibilità di incidere, trasformare la propria realtà, ma anche ciò che ci circonda, per riconquistare un equilibrio psichico, perché la malattia, cioè non è mai possibile pensare di ritornare a una situazione
a una situazione precedente, ma semplicemente ritrovare un equilibrio possibile. Ci dice ancora, allora, è il lavoro di cura scusate, il prendersi cura, costruire legami e relazioni dentro le quali la soggettività possa esprimersi, comporre un mosaico nel quale ciascuno e ciascuna possa esserci, riconoscersi come soggetto attivo e passivo nel medesimo tempo, relazioni, reti, sempre misconosciute o travisate allorquando vengono interpretate secondo categorie come dipendenza, dominio. Ripercorrere l'intreccio, individuare nella rete una gerarchia alta di valori soggettivi e come tali non più assoluti è il primo passo per rompere l'antinomia vincere e perdere, la guarigione come sconfitta dalla malattia e delineare quella scelta di vivere cui si riferisce la Cassandra di Christa Wolf. Tra vivere e morire preferisco esistere. Bellissimo.